Buongiorno da Taglio di Po, continua la nostra ricerca dei maestri di presepi. Ma siamo al top, siamo da Luciano Milani. Buongiorno Luciano. Buongiorno, Allora, signor Leandro. spostati un attimo che vediamo questa un'altra meraviglia che hai fatto. Prova a descriverci questa opera d'arte, ricordando che tu da quanti anni è che fai queste cose qua? 20 anni in più anche, più di 20 anni. Sappiamo che nella tua raccolta ci sono veramente decine di presepi e decine anche di premi vinti, o sbaglio? Sì, certo. Allora, questo è un borgo di montagna, di fantasia. Ci sono più di 6 mesi di lavoro, con gli effetti giorno e notte, il sole, l'alba. Da dove ti ispiri queste cose? Proprio fantasia tua? No, fantasia. Pura fantasia. 6 mesi di lavoro. 6 mesi, sì. Questo che materiale è questo? Polistirolio, tutto polistirolio. Pietra per pietra Sì, incollati e... L'ultima volta ci siamo trovati, eri stato a una delle manifestazioni più importanti. a Feltri. Però tu sei molto discreto, tu non vuoi bilanciarti, bilanciarti. dimmi un sacco di segreti, però mi hanno detto che ti hanno proposto di fare particolare per un ospite illustre. Per Mattarella. Presidente. Solamente per il Presidente della Repubblica. E questo lo farai quando? Il prossimo anno. Adesso finito questo, incomincio l'altro. Questo è un impegno importante. Sì, devo studiare bene cosa fare. Ma dopo glielo porterai tu personalmente? Ma non so, vedremo, dai. Nell'eventualità che tu vada da Mattarella, posso venire con te? Come certo. Va bene? Senz'altro. Promessa Fatta di scout. Questo qua va nell'Alto Padovano. Questo l'hai già commissionato sì. L'Alto Padovano. Allora, Luciano, qua siamo nel tuo atelier, che naturalmente a casa tua. Questi sono presepi che hai fatto negli anni scorsi. Sì. Qual è quello che sei più affezionato? Allora, a me mi piacerebbe più questi qua, stile arabi. No, volevo far notare anche i particolari. Qua siamo dentro nella casetta. Adesso Luciano ci ha tirato via il tetto per far vedere che anche ogni particolare all'interno del presepe è curato. Questi qua, Leandro, ognuno li è fatti a mano, ogni copo. Sempre polistirolo? No, col cartone questi, vedi? Li è fatti a mano, ognuno è po' curvi su un pezzo di legno tondo e dopo tutti incollati uno per uno. Vedi? A fare una roba così quanto tempo ci metti? No, questo qua vuol più un anno a fare uno di questi. Però. Perché qua vedo molto particolari, capisci? Anche tutto l'interno, perché non si vede, la stufa quella di una volta. Praticamente c'è un mattoncino per mattoncino. Sì, questi qua, vedi, questi qua è tutti su foglio e polistirolio, però è tutti attaccati un po'. C'è il lavoro di pazienza, di arte, che qua notiamo all'interno. Milani Luciano, un altro dei grandi protagonisti dei presepi qua in Polesine, e naturalmente se ci sono altri artisti di questo tipo noi siamo a disposizione per riprenderli. Taglio di Po.